Bene, vogliamo rivolgerci alla parola, leggeremo un passo in Seconda Re, capitolo 6, dal verso 8, credo che forse avremmo già letto in passato questo passo, ma sempre qualcosa di nuovo ce la dice la parola. Secondo Re, capitolo 6, dal verso 8. Alleluia. Secondo Re, capitolo 6, dal verso 8. Alleluia. Spero che Dio ci dia grazia, a meno di proiettare anche il testo in lingua inglese per il fratello, magari per chi non sa bene l'italiano. Alleluia. Intanto crediamo che lo Spirito Santo può farci comprendere in un modo soprannaturale la parola che viene dal cielo. Amen. Inizio la lettura. Mentre il re di Siria faceva guerra contro Israele, in un consiglio che tenne con i suoi servi disse: io porrò il mio accampamento in tale e tal luogo. E l'uomo di Dio mandò a dire al re di Israele: guardati dal trascurare quel tale luogo, perché vi stanno scendendo i Siri. Allora il re di Israele mandò gente verso il luogo che l'uomo di Dio gli aveva detto e circa il quale lo aveva avvisato, e là si mise in guardia. Il fatto avvenne non una né due, ma più volte. Questa cosa turbò molto il cuore del re di Siria, che chiamò i suoi servi e disse loro: fatemi sapere chi dei nostri è per il re di Israele. Uno dei suoi servi rispose: nessuno, o re, mio signore, ma Eliseo, il profeta che è in Israele, fa sapere al re di Israele perfino le parole che tu dici nella camera dove dormi. Allora il re disse: andate, vedete dove si trova e io lo manderò a prendere. Gli fu riferito che era a Dotan, e il re vi mandò cavalli, carri e gran numero di soldati, i quali giunsero di notte e circondarono la città. Il servitore dell'uomo di Dio si alzò di buon mattino e uscito fuori. Ecco che un gran numero di soldati con cavalli e carri accerchiava la città. Il servo disse all'uomo di Dio: ah, Signore mio, come faremo? Egli rispose: non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. Eliseo pregò e disse: o Eterno, ti prego, apri i suoi occhi affinché veda. E l'Eterno aprì gli occhi del servo, che vide a un tratto il monte pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno a Eliseo. E mentre i siri scendevano verso Eliseo, questi pregò l'Eterno e disse: ti prego, acceca questa gente. E l'Eterno li accecò, secondo la parola di Eliseo. Allora Eliseo disse loro: non è questa la strada e non è questa la città, seguitemi e io vi condurrò all'uomo che voi cercate. E li condusse a Samaria. Quando furono entrati in Samaria, Eliseo disse: o Eterno, apri loro gli occhi affinché vedano. L'Eterno aprì loro gli occhi e a un tratto videro che si trovavano nel mezzo di Samaria. E il re di Israele, appena li vide, disse a Eliseo: padre mio, li devo colpire, li devo colpire? Eliseo rispose: non li colpire. Colpisci forse quelli che fai prigionieri con la tua spada e con il tuo arco? Metti davanti a loro del pane e dell'acqua, affinché mangino e bevano e se ne tornino dal loro Signore. Il re di Israele preparò loro una grande quantità di cibi, e quando ebbero mangiato e bevuto, li congedò, ed essi tornarono dal loro Signore, e le bande dei Siri non vennero più a fare incursioni sul territorio di Israele.
Amen. A Dio sia la gloria, potete accomodarvi. Alleluia, un passo storico. Viene narrata una parte della storia di Israele, che come possiamo comprendere, notare, ha avuto sempre dei nemici Israele. Come oggi ha dei nemici, ha avuto sempre dei nemici. Era un periodo questo dove Israele aveva questi siri da combattere, i siriani. E abbiamo letto che il re di Siria faceva guerra contro Israele in un consiglio che tenne con i suoi servi, decise dove attaccare, in quale parte del territorio attaccare Israele. Noi abbiamo un nemico di natura spirituale. Siete d'accordo? Non dobbiamo vedere nemici nelle persone, ma abbiamo un nemico spirituale che ci combatte e noi dobbiamo combatterlo. Questo re di Siria studiava il modo migliore per attaccare Israele e cercava di attaccarlo dove era più debole. Guardate, la stessa cosa fa il diavolo con noi. Ci attacca nelle nostre debolezze. Siete d'accordo? Non ci attacca dove siamo più forti, ma ci attacca dove siamo più deboli. Amen? Pensa a una strategia. Il diavolo fa così. È uno stratega. Noi non dobbiamo sottovalutarlo, ma dobbiamo e possiamo confidare nell'aiuto che Dio ci concede per mezzo dello Spirito Santo. Amen. Lo Spirito Santo ci rivela le strategie del nemico. Siete d'accordo? Il Signore ci fa comprendere dove il nemico può attaccarci. E molte volte non facciamo nulla per rinforzare quella parte debole di noi e soccombiamo. Il Signore ci avverte. Come? La sua parola. O no? Il Signore ci parla e vogliamo dare ascolto alla parola del Signore, perché altrimenti il nemico avrà la meglio su di noi. E noi non vogliamo che lui abbia la meglio su di noi. È vero? E quindi ascoltiamo la parola del Signore. E a volte il Signore, per mezzo della sua parola, ci fa comprendere che a volte siamo legati ancora a qualcosa che dovevamo invece lasciare tanto e tanto tempo fa, quando abbiamo incontrato il Signore. Lui ci parla, ci avverte, ma noi facciamo come se no, non è così, come se non fosse così, no? E invece c'è qualcosa ancora, dopo tanti anni di fede, che in noi, dentro di noi, deve cambiare. Perché altrimenti il nemico avrà la meglio. Amen. Se il Signore ti parla chiaramente, ti fa comprendere che devi lasciare certi legami, nell'amore del Signore dico, li devi lasciare. Li dobbiamo lasciare questi legami, perché altrimenti il nemico userà questi legami per entrare nella nostra vita. Amen. Amen.
Pietro dice: il diavolo è come un leone ruggente, va attorno ai figli di Dio, li gira attorno e aspetta il momento opportuno per attaccarci. Noi non vogliamo concedere momenti opportuni, né vogliamo concedere al nemico lo spazio per entrare nella nostra vita. Amen. Amen. Altrimenti inizia una coesistenza che ci produrrà travaglio e battaglia interiore. Perché le cose sante di Dio non possono coesistere con la spazzatura del peccato. Amen. Amen. O il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo, non può essere un condominio, né una casa condivisa. Vogliamo dire con piena consapevolezza: io appartengo a Cristo. Amen. Cristo ha conquistato interamente la mia vita. Non c'è nulla che non farei per il Signore, perché lo amo. Gloria a Dio. Amen. Se non si è liberi di poter dire questo, vuol dire che ancora dentro di noi c'è qualche legame. E questa mattina possiamo dire: Signore, spezza questo legame. Amen. Amen. Alleluia. Vedete, il re di Siria pensava dove attaccare e il profeta Samuele. Eliseo, scusate, il profeta Eliseo andava ad avvertire il re di Israele: oh, questa parte qua del regno, rinforzala, che qua ti attaccare. E così faceva il re di Israele. E questa cosa si ripeteva. Abbiamo letto, no? Tanto che il re di Siria dice: oh, ma c'è una spia qua. Come fanno a sapere tutto quello che io penso di fare contro di loro? Non c'è nessuno, re, ma purtroppo c'hanno un profeta, che gli rivela tutto quello che tu pensi, dici. Alleluia. Gloria a Dio che abbiamo molto più di un profeta. Amen. Il profeta è fatto di carne, noi abbiamo lo Spirito del Signore. Amen. Lui ci rivela, Egli vi rivelerà ogni cosa, vi insegnerà ogni cosa, è vero? Prenderà del mio e ve lo annuncerà. Lui è il consolatore, non solo è il consolatore, ma anche colui che ci insegna e ci rivela ogni cosa. Amen. Alleluia. Alleluia. Decisione: eliminiamo l'uomo di Dio, questo profeta. Alleluia. Quando il diavolo non può fare alla Chiesa, non si tira indietro, il suo bersaglio principale, favorito, è il pastore. Eliminando il pastore, la Chiesa va in confusione. Dobbiamo pregare il Signore per i nostri pastori. Amen. Lo dico con egoismo: pregate per me, affinché possa continuare a camminare fedelmente nelle vie del Signore, Amen. servendo il Signore con integrità, con semplicità di cuore. Questo desidero io. Facendo così il nemico sarà lontano. Alleluia. L'obiettivo del nemico è distruggere l'opera del Signore. E l'opera del Signore non è solo la Chiesa, ma sei anche tu, individuo, anche tu in modo singolo. Tu sei l'opera di Dio. Amen. E quindi farà del male a te, alla tua casa, alla tua famiglia. Ma noi abbiamo uno scudo. Amen. È vero? Abbiamo la fede nel Signore, lo scudo. La preghiera, Bisogna pregare il Signore per le nostre famiglie. Alleluia. E il Signore farà la sua parte. Ci crediamo? Alleluia. Si informarono dove poteva trovarsi questo profeta
Gli fu riferito che era a Dotan e il re di Siria vi mandò cavalli, carri in gran numero, di soldati, per prendere un uomo solo. Vedete come si scaglia il nemico con tutte le sue forze. Il nemico non è mai delicato nei suoi attacchi, si scaglia con tutte le sue forze. Alleluia. Poi c'è bella figura di questo servo del profeta, che ahimè tante volte mi ci vedo anch'io. A volte non sappiamo vedere che Dio ha il suo esercito che combatte per noi e entriamo nel panico. Questo servo di Eliseo apre: siamo circondati. Oh mio Signore, siamo circondati, come faremo? L'hai chiesto ormai qualche volta, ma come farò? Io alzo gli occhi verso il cielo. Da dove verrà il mio aiuto? Il mio aiuto viene dall'Eterno che ha fatto il cielo e la terra. E anche in questa occasione il servo del profeta era incapace di vedere l'opera del Signore, ma il profeta la vedeva perché era pieno di Spirito Santo, ripieno dello Spirito Santo, e pregò il Signore per il suo servo. Signore, ti prego, aprigli gli occhi affinché anche lui possa vedere quello che io sto vedendo. Il nemico è il suo esercito, ma quelli che sono con noi sono più numerosi. Amen. Il Signore rispose a questa preghiera, aprì gli occhi al servo, e voglio dire questa mattina: Signore, apri i miei occhi. Fa che in ogni situazione, in ogni difficoltà io non mi senta perduto, ma certo e fiducioso che quelli che sono con me sono più numerosi dei miei nemici. Amen. Alleluia. Perciò avanzarono senza paura, perché chi crede nel Signore non ha paura. Siete d'accordo? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Ed Eliseo elevò questa preghiera: Signore, ti prego, accega questi uomini affinché non vedano. E il Signore li accegò. Risponde alla preghiera del suo servo. Non è questa la strada, avete sbagliato strada, seguitemi, vi porterò in un'altra strada. Dio ci dia grazia di guidare le persone nella strada giusta. È vero? Alleluia. Portiamoli al Signore, portiamoli nella strada giusta. Sono ciechi. E il Signore ha chiamato noi a guidare i ciechi. Chi non conosce il Signore è cieco, non vede. Pur vedendo, non vede. Pur potendo ascoltare, non ascolta. E il Signore ci ha chiamati a guidare queste persone e portarli nella sua grazia. Amen. Alleluia. Prega di nuovo mentre si trovano a Samaria, la capitale di Israele. Signore, fa che recuperino la vista. E il Signore fece recuperare la vista a queste persone che videro, si trovavano, pensando di essere prigionieri al re di Israele, no? Alleluia. Subito il re di Israele: li ammazziamo? Senza aver fatto nulla, aveva i suoi nemici lì, poteva ammazzarli, no? Dio non vuole che si ammazzi nessuno. Siete d'accordo? È importante la vita, anche delle persone che non conoscono il Signore. La loro vita è preziosa, ogni vita è preziosa. Noi siamo per la vita. Amen. Alleluia. Non siamo per le guerre, noi siamo per la pace. Gloria a Dio. Vogliamo pregare l'Iddio della pace
il principe di pace, che possa mettere pace in questo mondo. Amen. Amen. Alleluia. C'è un odio che è incomprensibile. Perché odiare? Quando è Dio che ci ha creati e ci ha affidati questo mondo. E le persone si ammazzano, non vedono l'ora di uccidersi, invece di pregare Dio, di cercare la sua volontà. E poi sono tutti religiosi. Aiutaci, Signore, perché di ciechi in questo mondo ce ne sono parecchi. È vero? Alleluia. Eliseo risponde al re di Israele fermandolo, non li colpire, non li deve colpire, anzi fagli del bene. Amate i vostri nemici. È vero? Amate i vostri nemici. Fratello, però dici una cosa difficile. A questo siamo chiamati. Ad amare anche chi ci fa del male. Date loro da mangiare, che li colpisce? Sfamateli, quello che hanno di bisogno, dategli. Questo è l'amore di Dio. Siete d'accordo? Questo è l'amore di Dio. E l'amore di Dio, fratelli, vince sempre. Se vuoi vincere il male, fai il bene. Fai bene a coloro che ti hanno fatto male, che ti fanno del male. Fai loro del bene. Amen. Fratello, è difficile, però possiamo farlo. E dobbiamo farlo con l'aiuto del Signore, che cambia i nostri cuori, vero? Cambia i nostri cuori, Signore. Io non sono più quello di prima. E voglio ancora cambiare e assomigliare sempre di più a Gesù. Questo dobbiamo fare tutti. Amen. Facciamo del bene a tutti. Il re di Israele preparò loro una grande quantità di cibi. Magari mentre gli dava da mangiare, speriamo che sia avvelenato, muori. Il risultato di questa azione fu che i siri non vennero più a fare incursioni sul territorio di Israele. Chissà, quelli che facevano incursioni erano proprio quei soldati che erano lì, chi lo sa. E pensavano, dopo il bene che ci hanno fatto, ci hanno risparmiato la vita, ci hanno dato da mangiare, dovremmo andare lì a colpirli. Ci fu un periodo di pace. Vedete? L'amore è forte. Molti ti scambieranno per debole, perché non reagirai allo stesso modo, ma pratica sempre l'amore, perché l'amore vince. Amen. Amen, fratello. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Chiediamo al Signore che i nostri occhi possano vedere quello che non riusciamo a vedere. A volte se ci guardiamo attorno vediamo solo difficoltà, uno spiraglio, un'uscita, una via d'uscita non riesci a vedere perché sei nel panico. Ma il tuo sguardo deve essere sempre rivolto a Gesù. E quando il tuo sguardo è rivolto a Gesù non sarai nel panico, perché Gesù ti mostrerà una via, ti farà vedere una luce. Quella luce dobbiamo seguire. Amen. 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 Gloria a Dio. Alleluia. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare il Signore. Alleluia.